prescindere dalla poca presenza. Luca? Okay. Non dipende da voi. Buonasera a tutti, eccoci qui, siamo in diretta su progress.net. Un saluto ai partecipanti a questo dibattito, a questo convegno in cui parleremo di politiche energetiche e ambientali nella Sardegna presente, nella Sardegna del futuro. Questa sera vedremo quali progetti energetici insistono sul territorio del Medio Campidano. Faccio subito la presentazione dei relatori. In questa sera ci parleranno di tutto questo. Abbiamo Daniela Concas, che è la portavoce del comitato Notrivelle, Antonio Meloni alla sua sinistra, ingegnere ambientale e membro del Lab Energia di Progress. Alla mia destra, alla vostra sinistra per voi che state seguendo a casa, abbiamo Maurizio Onis, che è il portavoce del comitato Fuori dalle Pale Villanova Forro. Dunque, prima di dare la parola alla prima relazione al dottor Meloni, invito il responsabile nazionale della comunicazione di Progress, Simone Ligi, che ci racconta che cos'è che spinge un partito politico indipendentista come Progress Progetto Repubblica a promuovere questa iniziativa. Salve a tutti. Che cosa spinge il Progress a occuparsi di problematiche energetiche? Sta proprio già nel nostro nome, Progetto Repubblica del Sardegna. Noi auspichiamo di progettare una nuova repubblica, di conseguenza il tema dell'energia è un tema fondamentale, non per niente abbiamo una macro area che si dedica all'energia e all'ambiente, di cui Antonio è il responsabile. Per di più in questo momento il fattore energetico, così come lo Stato al quale siamo legati momentaneamente, non è esattamente un metodo, cioè non rimane niente sul territorio. Noi auspichiamo, oltre a una produzione di energia compatibile per quanto possibile con le problematiche ambientali, soddisfacente per il territorio sardo, di conseguenza un piano energetico che abbiamo chiesto e posto anche in programma elettorale della nostra coalizione con Sardegna Possibile, perciò a misura nostra, perché non ci interessa produrre energia per chi sta da qualche altra parte, non abbiamo interesse di fare lo sgabuzzino energetico dell'Italia, diciamo così. Niente, Progress, oltre che naturalmente di energia, si occupa di svariati altri temi, diciamo di tutti i temi della cultura, la scuola, l'economia. Stiamo aprendo tanti lab, appunto notizia di pochi giorni abbiamo i nuovi 2 responsabili del lab cultura e identità Spano, di adesso mi sfugge il nome esattamente, quello di Marta Onnis, come si chiama, non mi ricordo. Certo, la macroarea società e diritti. Società e diritti, certo. macroarea società e diritti, e adesso stiamo anche partendo con laboratori di economia e programmazione. Questo è perché comunque è fondamentale rimanere progettare. Noi molti ci chiamano, cioè veniamo a volte identificati come un partito del no alle paleoliche, no al solare, no ai Galsi, no al progetto Eleonora, no qui, no là. Noi abbiamo dei no ponderati, per questo programmiamo attraverso i nostri laboratori e oggi è un esempio di programmazione del nostro futuro. Bene. Sì. Grazie a Simone Lici. Allora, direi dunque una piccola nota di metodo. Adesso ascolteremo le relazioni.
ciascuna delle quali durerà circa 10-15 minuti, al termine delle quali lanceremo un dibattito, quindi ci sarà modo da parte di tutti di fare delle domande. Dunque, do la parola ad Antonio Meloni, prego, il tuo intervento, Antonio. Allora, buonasera a tutti. Un pochino la voce. Sì, come detto, sono Antonio Meloni, faccio parte del partito Progress Progetto Repubblica e in particolare del Lab Energia, che si occupa di formulare delle elaborazioni e delle proposte politiche per il nostro partito riguardo quest'ambito, diciamo, evidentemente fondamentale per il nostro vivere. Quindi vorrei partire da delle considerazioni di carattere generale, mentre penso che gli altri relatori avranno modo invece di scendere nel particolare di ciò che sta avvenendo a livello di produzione energetica nel territorio in cui ci troviamo quest'oggi. Allora, sappiamo bene che a livello internazionale, a seguito della stipula del protocollo di Kyoto, si è intrapresa una strada che cerca di diminuire la componente di energia prodotta da fonti fossili. Questo protocollo di Kyoto, che è stato firmato a livello internazionale, è stato poi recepito a livello di Unione Europea, dei singoli stati, e quindi recepito anche nelle forme di governo locali, arrivando anche alla regione autonoma di Sardegna, della quale oggi facciamo parte. In particolare tramite un documento allo stato dell'arte in fase di valutazione che è denominato PERS. In questo documento vengono tracciate un po' le linee guida che dovrebbe seguire il territorio sardo per passare da una produzione da fonti fossili a quella da fonti rinnovabili. Quali sono gli obiettivi che sono stati imposti? Gli obiettivi sono quelli che vediamo in questa slide, cioè arrivare nel 2020 a produrre il 17,8% della nostra energia da fonte rinnovabile. Si potrebbe già prendere in considerazione cioè se questi obiettivi sono rispondenti a quello che può essere utile per noi o meno. In particolare, partendo da quelli che sono i dati attuali di produzione. Per questioni di brevità, di semplificazione, anche visto il tipo di interventi che vengono proposti e che sono sono al vaglio delle popolazioni e delle organizzazioni politiche del territorio in cui ci troviamo, parliamo di energia elettrica, restringiamo quindi il campo dell'energia, che sarebbe molto più vasto. Per quanto riguarda l'energia elettrica, a oggi l'ultimo bilancio disponibile è quello del 2012 riguardo quello che viene prodotto in Sardegna. Al 2012 in Sardegna l'80% dell'energia è prodotta da fonti fossili. Sostanzialmente vuol dire per la stragrande maggioranza carbone, perché noi abbiamo le centrali del Sulcis e di Porto Torres che lavorano a carbone. A Porto Torres ci sono anche due gruppi che vanno ad olio combustibile che sono praticamente inutilizzati per questioni economiche, è troppo caro l'olio combustibile, per cui si utilizza il carbone. Per il resto l'energia che produciamo è data al 12% circa dalla fonte eolica, al 5% dal fotovoltaico, al 3% dall'idrico. Quindi qual è lo stato dell'arte? Questo è lo stato dell'arte attuale. Un obiettivo del 17,8% è sufficiente, è troppo poco? Chi l'ha deciso in base a che cosa? Semplicemente agli accordi che ha stipulato l'Italia a livello internazionale. Non c'è nessuna relazione fra questo numero e quella che può essere una prospettiva per il sistema energetico sardo. Quindi in quest'altra slide vediamo quello che nel PERS viene indicato come l'obiettivo anno per anno da raggiungere riguardo alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Una delle fonti, come abbiamo detto, la principale fonte non fossile che viene utilizzata in Sardegna è quella eolica. Il motivo è abbastanza chiaro: abbiamo una quantità di energia a disposizione che è sufficientemente interessante. Senza esaltarci troppo, perché se facciamo dei confronti, mentre in Sardegna le zone più interessanti
hanno una ventosità diciamo attorno ai 6-7 metri al secondo, in un posto come la Scozia siamo sugli 8-9. Se teniamo conto che l'energia che è possibile produrre in funzione della velocità del vento varia col cubo, cioè se noi aumentiamo di 2 volte la velocità del vento, l'energia che produciamo è 2 elevato 3 volte quella che avremmo prodotto con 2 volte meno, vabbè, mi sto un po' incartando. Comunque, in sostanza non siamo una zona particolarmente ventosa, siamo ventosi, è una zona interessante ma non interessantissima. Quando è che diventiamo veramente interessanti? Quando ci confrontiamo con l'Italia, cioè in Italia sono poche le zone che hanno una ventosità paragonabile a quella sarda, tant'è vero che sono poche le zone dove vengono realizzati gli impianti eolici, sostanzialmente il sud dell'Italia. A questo punto possiamo valutare una cosa. Noi allo stato dell'arte abbiamo una produzione da eolico che possiamo ritenere sufficiente o no? Dipende da quelli che sono i nostri veri obiettivi. Ora, a prescindere dal PERS, quale può essere un obiettivo per un partito indipendentista in campo energetico? Probabilmente dovrebbe essere un obiettivo di prospettiva, una prospettiva che sia strategica e che punti a un qualcosa di più che rispettare un accordo preso dall'Italia a livello internazionale. Probabilmente questa è la nostra posizione come partito. L'obiettivo di lungo periodo dovrebbe essere quello di riuscire ad affrancarci quanto più possibile dall'utilizzo di fonti fossili che non solo sono inquinanti, ma anche e soprattutto ci fanno dipendere da approvvigionamenti esterni, perché abbiamo detto che la stragrande maggioranza dell'energia che produciamo è da fonte carbone. Non si tratta certo di carbone sardo, è carbone che viene importato, noi siamo alla mercé di quelle che sono le volontà di chi quel carbone lo vende. Oggi la situazione è questa, un domani potrebbe essere ben diversa perché abbiamo una serie di potenzialità, non solo l'eolico ma anche l'energia solare sicuramente ci dà delle possibilità di produzione sicuramente superiori. Sull'idroelettrico il discorso è un po' differente, nel senso che stiamo già sfruttando quasi al massimo le capacità degli impianti idroelettrici di cui disponiamo. Quindi è difficile pensare di poter aumentare in maniera considerevole la produzione da questa fonte. Pensare di arrivare addirittura all'indipendenza energetica è un qualcosa di folle, è un qualcosa che può proporre solo un partito idealista? Sembrerebbe di no, perché se andiamo a vedere cosa succede in giro per l'Europa, scopriamo che la Danimarca nel 2012 è andata a votare una risoluzione che punta a raggiungere al 2020 il 50% di produzione di energia, non solo elettrica, ma di tutta l'energia da fonti rinnovabili e il 100% al 2050. Qual è la differenza rispetto al PERS sardo che punta al 17% di produzione, che qua si dice di volerlo fare e forse lo si farà, lì invece stanno lavorando in maniera seria e programmata e stanno già ottenendo dei risultati. Già nel 2013 l'eolico forniva il 33% dell'energia prodotta in Danimarca. Quindi stiamo parlando di un altro approccio. Cosa succede nel mentre in Sardegna? Nel mentre in Sardegna, se andiamo a vedere dal 2007 al 2013, la regione ha fatto 13 differenti interventi legislativi sul campo dell'eolico, molti in contraddizione l'uno con l'altro. Si è creata una situazione piuttosto ingarbugliata, ha contribuito ovviamente la legislazione italiana che è stata altrettanto prolifica e molto più caotica. In questo caos totale chi è che può aver avuto facile possibilità di portare avanti i propri interventi? Chiaramente è stato più facile per gli speculatori che dispongono di grandi capitali piuttosto che per chi volesse fare degli investimenti seri
e magari sul proprio territorio. Quindi, quali sono le proposte che facciamo noi come partito? Il nostro punto di partenza è che difficilmente una tecnologia può essere buona o cattiva. Può essere buono o cattivo l'utilizzo che se ne fa, più che altro. Quindi noi non abbiamo un preconcetto contro le tecnologie rinnovabili, anzi pensiamo che debbano essere utilizzate al meglio per poter arrivare a quell'obiettivo di indipendenza energetica che non è poi così balzano, visto che abbiamo degli esempi di stati sicuramente più seri di quello di cui facciamo parte noi che stanno percorrendo questa strada. D'altra parte però questo non significa avere un a prioristico favore per qualsiasi progetto che semplicemente utilizzi delle fonti rinnovabili, tutt'altro. Qualsiasi intervento, anche di carattere energetico, deve essere valutato nel suo proporsi in un determinato contesto, in un determinato ambiente, non solo da un punto di vista paesaggistico ma anche economico, cioè è necessario anche verificare chi fa questi interventi, quali sono i suoi veri interessi, se effettivamente sono degli interventi che possono portare dei risultati positivi per la comunità oppure no. Siamo sicuramente convinti che non abbiamo necessità di nuove monoculture, stiamo appena provando ad uscire dalla monocultura del carbone e non crediamo che possa essere serio passare ad una monocultura eolica o una monocultura fotovoltaica, sicuramente non avrebbe significato, è necessario puntare ad un mix energetico, è necessario puntare soprattutto alla prima vera fonte rinnovabile che la Sardegna e tutto il resto del mondo dovrebbe utilizzare, che è quella dell'efficientamento energetico, cioè diminuire la necessità di energia unitaria per ottenere un determinato risultato. E in secondo luogo alla produzione. Poi pensiamo che sarebbe il caso, visto il caos che ho fatto l'esempio dell'eolico, come si potrebbe fare altrettanto per le altre fonti, visto il caos normativo che è presente, sarebbe necessario puntare ad una moratoria degli interventi che vengono proposti a oggi e contemporaneamente puntare a costruire una legislazione che sia chiara, efficiente, dia delle tempistiche certe, dia la possibilità alle popolazioni di esprimersi tramite dei metodi partecipativi che non si risolvano esclusivamente alle assemblee che vengono proposte in sede di valutazione di impatto ambientale e che diano delle certezze tanto alle popolazioni quanto a chi ha intenzione di investire in maniera seria. Quindi, tenendo conto che esistono sì gli speculatori, ma fortunatamente in qualche caso esistono anche degli investitori seri. Cercare di puntare il più possibile sull'autoproduzione, quindi sugli impianti di taglia medio-piccola che siano legati ai consumi puntuali, in modo da non sovraccaricare le reti, che è uno dei grandi problemi che si hanno con le fonti energetiche rinnovabili. D'altra parte senza chiudere a prioristicamente le porte anche ad impianti di taglia grande, perché anche quelli saranno necessari in un'ottica di voler raggiungere il 100% di energia da fonti rinnovabili. Ovviamente non ovunque, non a qualsiasi costo, come pretendono di fare gli speculatori che ben conosciamo. Ora io direi che lascerei la parola agli altri e magari eventualmente aggiungerei qualcosa dopo. Grazie. Grazie ad Antonio Meloni per averci ricordato anche come al solito è sempre anche un gioco di equilibri quello in questione. Ora invito Antonio a riaprire. Possiamo vedere nel dettaglio adesso quali progetti, come dicevamo prima, insistono sul territorio della provincia del Medio Campidano. Ecco, ad esempio, la tabella riguardante i progetti sull'eolico. La vediamo insieme perché ovviamente l'intento di Progress stasera è anche quello
di informare e avere un quadro il più chiaro possibile del presente, averne piena consapevolezza ci può permettere appunto di valutare nel modo più equilibrato possibile gli stessi. Ce l'abbiamo? Sto arrivando. Dunque, per quanto riguarda l'eolico, possiamo vedere qual è lo stato dell'arte. Allora, abbiamo il progetto della Green Energy Sardegna SRL che insiste su San Gavino Monreale e Villacidro. I comuni a cui facciamo riferimento sono i comuni nei quali vengono o verranno piazzate o vorrebbero piazzare queste imprese le loro pale. Dunque, il progetto della Green Energy Sardegna, come potete vedere lo stato della pratica, l'autorizzazione unica è stata rilasciata e quindi saranno altre 14 pale che andranno ad aggiungersi alle altre già presenti su questo territorio. Poi veniamo invece al progetto della DAS Villacidro. Ecco, magari ricordiamo anche che la DAS Villacidro ha sede a Colico, in provincia di Lecco, in Italia. Il suo progetto è quello di impiantare 17 pale per un'altezza massima di 175 metri e come vedete la valutazione di impatto ambientale è in corso. Anzi, a dire il vero, ci aspettiamo delle novità nelle prossime settimane. Ricordiamo sempre che la valutazione di impatto ambientale è tecnicamente curata dal SAVI, il servizio regionale, diciamo, che si occupa di valutare gli impatti di questi progetti, ma ricordiamo sempre anche che questo parere viene fatto proprio dalla giunta RAS, che deve deliberare su questo, quindi queste decisioni sono sempre politiche, sono tecniche, ma in ultima istanza sono politiche. Poi abbiamo il progetto della Medio Campidano Eolica, sempre San Gavino Monreale Villacidro, e qui abbiamo la bellezza di 50 pale. Pensate che sarebbe praticamente, andrebbe a stabilire con una potenza installata di 150 MW il record assoluto in Sardegna. In questo momento il record negativo, perché ovviamente stiamo parlando di una enorme speculazione, è fa riferimento al territorio di Budusò e Ala dei Sardi. Dunque Medio Campidano Eolica, che anche in questo caso il nome è sardo, sembrerebbe tutto sardo, e invece ha sede a Bolzano, anche qui Italia. Poi abbiamo, e anche in questo caso, la via è in corso e aspettiamo delle novità a breve. Poi ci sono questi due progetti che invece vanno oltre Alpe e sono da parte di Windwärts Energie Rinnovabili e Arteco Bauprojekt Generalunternehmer, scusate la pronuncia in tedesco, perché per l'appunto questi due progetti per un totale di 63 pale sembrerebbero archiviati. In realtà noi abbiamo cercato delle informazioni su queste due società tedesche, parrebbe che tutto sia, come dire, dormiente, ma attenzione, perché abbiamo già visto come altri progetti presentati ancora prima poi ad un certo punto si sono ripresentati, più o meno rimodulati, e alcuni sono riusciti anche ad arrivare ad un esito positivo per loro. E infine di quest'anno abbiamo il progetto della Narbonis Energia Eolica, 24 pale da installare nel comune di San Gavino Monreale, e qui siamo ad una fase preliminare, la cosiddetta fase di scoping, quindi diciamo che seguiamo con molta attenzione le varie fasi dell'iter. Come dire, adesso siamo in una fase preliminare. E infine, se è vero che in questi casi stiamo parlando di società che possono investire parecchi soldi, parecchi denari su grandi impianti, grandi centri eolici, vogliamo segnalare la presentazione da parte di questa impresa individuale di Antonio Casula,
che vorrebbe installare una pala eolica nel comune di San Gavino e la presentazione al pubblico si svolgerà il 12 dicembre, quindi tra pochissimi giorni presso la Biblioteca Comunale di San Gavino. Ora, magari dopo diremo ancora qualcosa riguardo anche alle iniziative così in piccolo, però c'è da dire anche che queste occasioni sono molto importanti e voi oggi partecipando date anche una dimostrazione di interesse che è molto molto importante. Queste occasioni sono molto importanti perché è possibile da parte dei cittadini produrre delle osservazioni. Queste osservazioni vengono raccolte per iscritto da un rappresentante appunto dell'ufficio Savi e quindi tutte le osservazioni vengono vagliate in ambito tecnico e porteranno alla produzione del parere del Savi. Ricordiamo, parere non vincolante, diciamo che è molto importante, però la decisione poi è tutta sulle spalle della politica. Poi possiamo vedere al volo invece, dunque dovremmo avere la scheda sul solare termodinamico. Sì, ecco. Allora, per quanto riguarda invece questo progetto che riguarda i comuni di Gorno Sfanadiga e Guspini, qui c'è un piccolo errore, in realtà la società si chiama Energo Green ed è un caso particolare che attiene alla sovranità energetica della Sardegna, perché come vedrete c'è scritto che la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, si sta svolgendo a Roma. Cioè, che cosa è successo? È successo che questa società italiana ha presentato vari progetti, o meglio alcune società riconducibili allo stesso gruppo, che poi è il gruppo Angelo Antoni, ha presentato alcuni progetti di una certa entità. Parliamo dunque abbiamo un progetto che riguarda Villassor Decimo Puzzu, uno Gorno Sfanadiga Guspini e poi territori di Giave e di Cossoine e di Bonorva. Ora hanno fatto parlare molto queste comunità perché la popolazione si è saldata con l'amministrazione e insieme hanno fatto fronte comune contro queste speculazioni che si prefigurano. Però la cosa particolare è che c'è stata una decisione da parte di Roma, sostanzialmente del Ministero, quindi del governo italiano, e cioè quello di sottoporre a valutazione di impatto ambientale diciamo, tra virgolette, il pacchetto, perché questo è previsto dal codice dell'ambiente italiano, e cioè si va a valutazione di impatto ambientale a livello italiano se per centrali termiche a combustione che oltrepassino i 300 megawatt termici. Questo è il caso. Ora la situazione è che per quanto riguarda il progetto Villassor Decimo Puzzu e quello Gorno Sfanadiga Guspini, valutazione di impatto ambientale a livello sardo è stata già effettuata. Parrebbe che le ultime notizie ci dicono che a Roma si sembrino piuttosto solerti nel chiedere anche ulteriori integrazioni alla Energo Green, quindi vedremo quale sarà l'esito finale, però è bene ricordare che questa simpatica società alcuni giorni fa ha presentato una richiesta di risarcimento danni alla RAS, quindi a noi sardi, per 6 miliardi e mezzo di euro. 6 miliardi e mezzo di euro. Pensate che la finanziaria sarda che si sta discutendo in queste settimane ammonta a 8 miliardi di euro. Provate ad immaginare che richiesta ha presentato questa società. Dunque,
Adesso lascio la parola a Daniela Concas che oltre a essere la portavoce del Comitato Notrivelle è anche la responsabile politica di Progress Progetto Repubblica Campidano e Mesu. E Daniela, proprio in riferimento alle battaglie contro la speculazione che dovrebbero sempre vedere unite popolazioni e amministrazioni, ci parla, ecco, per l'appunto di qual è la sua esperienza nel territorio e qual è appunto l'importanza di prendere consapevolezza e di impegnarsi in prima persona contro quei progetti che per l'appunto fanno gli interessi altrui e non quelli dei sardi. A te la parola, Daniela. Grazie Luca. Allora, sono, come già detto, portavoce del Comitato Notrivelle in Sardegna, che a suo tempo era nato come noi progetti Gessiliqua, dei primi 2 progetti che erano stati presentati nella zona del Campidano per quanto riguarda le trivellazioni. Ovviamente il nostro comitato era nato sulla scorta dell'esperienza di Arborea, che si erano trovati a San Luri per un'assemblea informativa. Ci avevano informato di queste 2 progettazioni da parte della Saras, il progetto IGA, il progetto Siliqua da parte di Geoenergy. Sulla scorta di questo fatto noi abbiamo deciso ovviamente di mettere su un comitato di cittadini che quindi si potesse impegnare, occupare a fare prima informazione, comunicazione e quindi a inserirsi attivamente nella lotta contro queste speculazioni. Per quanto riguarda il Campidano, oltre alle questioni dell'eolico, del fotovoltaico, del termodinamico a concentrazione, biomassa, c'è un po' di tutto nel Medio Campidano, c'è anche la problematica della trivellazione. Ho già detto che ci sono 2 progettazioni, IGA, quella della Saras, che pochi conoscono perché è più conosciuto ovviamente il problema di Arborea, che è stato mandato avanti e è arrivato quasi al progetto di ricerca, il quale è lasciato adesso, diciamo, in stand-by. Non è del tutto levato perché comunque sono stati alla conferenza dei servizi il 30 di maggio dell'anno scorso, a cui avevo partecipato, c'era Saras, c'erano alcuni rappresentanti degli enti locali, ovviamente delle amministrazioni, e loro parlavano ovviamente di prendere in considerazione soltanto delle rivalutazioni tecniche su dei dati scritti che loro già possedevano. Quindi questa è la fase in cui si trova il progetto IGA, che è un misto tra idrocarburi e geotermici. Significa che loro non precisano se andranno a trivellare per trovare metano o andranno a trivellare per fare una centrale geotermica. Lo lasciano così in maniera molto fumosa, di modo da poter prendere comunque quello che troveranno. Questo per il progetto IGA Siliqua è l'altro progetto che riguarda il Campidano, arriva anche questo a diversi chilometri quadrati, prende moltissimi comuni, arriva quasi fino a Decimomannu. E in quel progetto la Geoenergy si occuperà sempre di geotermia. È un progetto che è rimasto lo stesso in stand-by, non è mai passato a via, mai stato sottoposto a osservazioni. Mentre i più preoccupanti sono altri 4 della Tosco Geo SRL, una ditta di Arezzo che intende fare geotermia nel Medio Campidano e che presenta 4 progetti. Questi 4 progetti sono il progetto San Gavino, di denominazione proprio del paese in cui ci troviamo, il progetto Villa Cidro, progetto Sardara, allora Villa Cidro, San Gavino, Sardara e il progetto mi manca l'ultimo? Guspini. Sì, Guspini, esatto, adesso mi sfuggiva. Dentro ognuno di questi progetti stanno, con la denominazione di un paese, stanno molti altri paesi. San Gavino è dentro ognuno di questi 4 ed è l'unico paese a essere dentro tutti e 4. Ciò significa che, un po' come gioco di scatole cinesi, loro andranno a pescare il progetto che faranno passare per primo. Naturalmente dentro questi prenderanno un certo tanto di chilometri quadrati, 300 circa per tutti e più di 155 per quanto riguarda quello di Villa Cidro. E ovviamente all'interno di questo staranno diversi comuni. San Gavino, ripeto, è dentro ognuno di questi, quindi qualunque dei 4 potrebbe passare, San Gavino starà all'interno come area. Cosa vogliono fare questi della Tosco GSRL? Naturalmente una geotermia sperimentale, così chiamata, una geotermia che non è stata ancora vista da nessuna parte, a ciclo chiuso combinato, quindi questo significa che faranno ricircolare i loro fluidi all'interno di questo impianto. Loro garantiscono che non sarà come quello che è a oggi funzionante in Toscana, dove si disperdono grandi quantitativi di inquinanti, ma essendo di tipo sperimentale significa che noi non sappiamo come funzionerà esattamente, che tipo di funzionamento avrà e quali sono i rischi.
I rischi invece della trivellazione, per arrivare a questo già li conosciamo. Andranno naturalmente a 3000 metri, utilizzeranno delle sostanze, a parte i fanghi bentonitici, che non dichiarano molto spesso perché sono coperti da segreto industriale. Sappiamo che molto spesso abbiamo saputo che in America, ad esempio, su 90 sostanze che vengono utilizzate, più di 30 possono essere sostanze cancerogene e mutagene. Questo significa che hanno comunque un'interazione col nostro DNA, possono modificarlo e possono portare a patologia, in genere sono tumori. Utilizzano poi all'interno di queste sostanze, che vengono mandate a fondo nel terreno, vengono riportati in superficie sostanze che sono state sepolte nel terreno stesso dalla natura, e quindi viene riportato a galla il radon, che spesso si trova nelle rocce che possono essere fratturate, e il radon è radioattivo. Questo radon radioattivo in America stesso, tramite degli studi, è stato visto come ricircola all'interno ovviamente delle falde acquifere, che vengono naturalmente raggiunte, perché se si va a 3000 metri queste vengono toccate, raggiunte e inquinate, e quindi naturalmente questo va a finire all'interno del nostro organismo. Non solo, spesso si utilizza ovviamente dell'acqua, che poi viene utilizzata anche come inquinante da mettere a parte in una zona ovviamente che viene garantita per gli inquinanti. Questa, sempre secondo degli studi, molto spesso viene fatta passare all'interno di depuratori che non sono assolutamente congeniati per poter depurare da chimici e radioattivi, e addirittura in Pennsylvania si è ritrovato che questo circolava di nuovo nelle condotte delle abitazioni civili, e quindi se lo andavano a bere. Queste sono tutte cose ovviamente che spesso non vengono valutate, non si sanno, e che devono essere prese in considerazione nelle cosiddette appunto valutazioni di impatto ambientale. Queste devono essere fatte nel momento in cui si deve garantire che non ci siano interazioni pericolose tra le progettazioni che vengono presentate e l'ambiente. Attualmente sono il progetto San Gavino e il progetto Sardara quelli che sono stati presi in considerazione dalla Toscogeo. Del progetto San Gavino siamo in attesa di VIA, di valutazione di impatto ambientale. Il progetto Sardara è ancora in attesa. Sono stati per ambedue, ma naturalmente adesso con l'inserimento dello sblocca Italia, che ovviamente è passato a legge, non sappiamo come andrà a finire, perché con l'inserimento di questo tutto quanto passerà a ovviamente valutazione ministeriale, quindi verranno bypassate tutte quelle pratiche che andavano prima alla via regionale, che richiedevano più di 60 giorni. Le osservazioni da parte dei cittadini probabilmente non verranno più considerate. Ovviamente tutto questo è stato fatto proprio sulla scorta di un bypassare tutto quello che poteva essere l'interesse dei cittadini e il loro coinvolgimento. La VAS, la valutazione ambientale strategica, che accompagna sempre la fase di VIA, di valutazione di impatto ambientale, e che viene fatto proprio per accompagnare tramite osservazioni nella via preliminare tutti i progetti e tutte le istanze che vengono presentate da tutte queste società, non viene assolutamente più considerata. Anzi, si è deciso di accorpare, proprio con l'articolo 38 dello Sblocca Italia, le fasi di ricerca, le fasi di progettazione, di presentazione, di coltivazione. Quindi l'accorpamento di tutto questo permetterà innanzitutto una velocizzazione del passaggio di questi progetti, che non sarà appunto più sottoposto a valutazioni particolari e soprattutto a osservazioni, anzi probabilmente non permetterà più né a comitati né a cittadini né a enti locali né ad amministrazioni di poter interagire in alcun modo. È proprio un sistema per centralizzare tutto quanto, farlo passare a vie statali e non più regionali, e quindi rendere praticamente inerme qualsiasi decisione, qualsiasi valutazione e volontà da parte di chi vive nei territori, delle comunità. Questo è sicuramente l'assunto più importante che al momento nel presente ci riguarda e che dovrebbe essere guardato e valutato con molta circospezione, perché comunque è importante sapere che potrà non avere più valore qualsiasi nostra osservazione, qualsiasi nostra volontà verrà messa da parte. Saranno soltanto quelle statali a essere prese in considerazione. Il Ministero agirà su questa scorta. Tra l'altro tutte quelle VIA, come quella del progetto San Gavino della Toscogeo, che momentaneamente è in attesa di VIA, se entro dicembre la Regione Sardegna non provvederà a decidere anche tramite il Savi che cosa deve essere fatto di questo progetto, passerà anche quello a vie ministeriali, e quindi saranno sempre loro da Roma a decidere per noi, per la nostra regione e per le nostre volontà. Questo non interessa ovviamente allo Stato italiano, perché la Sardegna ha sempre funzionato un po' come una batteria,
Qua si produce l'energia e si porta una volta in una regione, una volta in un'altra, serve a tutti tranne che a noi, perché in Sardegna rimane pochissimo, nonostante noi siamo dei produttori veramente in surplus della nostra energia, non lasciano niente, il loro fine è utilizzarci, dico io, come una batteria che produce energia a tutto spiano, come si suol dire, e la portino ovunque questa serva. Naturalmente questi servi d'Italia hanno una situazione poi della salute nella nostra zona. La Sardegna è messa malissimo, ho detto chiaro e tondo, sotto il profilo della salute, e questo è testimoniato da studi che non nascono oggi, ma già dal 2007 al 2010 se n'era occupata l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se n'era occupato l'Istituto Superiore di Sanità con la Sapienza di Roma, con lo studio Sentieri. Sentieri è una sigla che sta per Studio Epidemiologico Nazionale dei territori e degli insediamenti a rischio inquinamento, dove si metteva in rapporto l'inquinamento di un territorio con lo stato di salute e di morte, quindi il tasso di mortalità connesso a quello di inquinamento. In Sardegna, sulla scorta dei siti di interesse nazionale, sono stati presi in considerazione Porto Torres e Sulcis Inglesente Guspinese. Su questi sono stati presi per Porto Torres 6 comuni circostanti, per quanto riguarda il Sulcis Inglesente Guspinese 39 comuni. Naturalmente il tasso di mortalità è altissimo, pur se noi siamo carenti anche sotto il profilo di un registro tumori, che non abbiamo come database per dirci in che stato siamo, benché sappiamo che siamo messi veramente a uno stato estremo sotto questo profilo, sotto il profilo proprio della salute. E sappiamo che Porto Torres, ad esempio, è una zona che ha un tasso di mortalità per tumori linfoematopoietici, quindi del sangue, elevatissimo. Ovviamente nel Sulcis Inglesente rientravano territori come San Roque, Portoscuso, Teulada, e sappiamo benissimo che a Portoscuso sono stati fatti degli studi che vedevano l'Alcoa con dei lavoratori o comunque delle persone residenti a Portoscuso con un'altissima mortalità e incidenza per tumori al pancreas, o quelli delle risorse che lavoravano il cadmio e altri metalli, che ovviamente erano sottoposti alla mortalità più alta per quanto riguarda tumori specifici come quello epatocellulare e il carcinoma ovviamente di fegato, polmoni e tantissimi altri organi che non dovrebbero essere interessati in un così alto tasso in una zona del genere. Lo è perché c'è un altissimo inquinamento e quindi uno stato preesistente già di inquinamento. Ricordo che poi valutazione di impatto ambientale prende sempre in considerazione un solo progetto, non prende mai in considerazione tutto uno stato che si trova in quel territorio. Ora, medio campidano significa non soltanto quello che vorranno fare con questi progetti, ma significa avere già una miniera di Furtei, una fonderia, industrie della zona di Villacidro dismesse e che avranno sicuramente degli inquinanti che sono stati sepolti. E ovviamente anche sparsi ovunque, un po' come hanno fatto con la miniera di Furtei, che li hanno poi messi sotto la 131 ad esempio, anche per quello c'è tutta una situazione da valutare. Significa avere una situazione preesistente appunto che non prendono mai in considerazione e che invece dovrebbe essere la prima istanza da prendere e considerare tra l'altro sulla scorta di uno screening e di un registro tumori che ci precisa esattamente qual è lo stadio della nostra popolazione sotto il livello della salute e quindi in relazione al nostro ecosistema, quanto già è stato reso sensibile, quanto già è stato modificato. Ovviamente lo studio Sentieri questo lo diceva nel 2010, la situazione è senz'altro peggiorata perché poi tutti questi inquinanti tramite ovviamente penetrazione nel suolo, nelle falde acquifere, tutto quello che ovviamente il tempo permette che questi, perché non è impermeabile il territorio ma anzi è molto permeabile, vadano in ogni dove, non è stata mai considerata. Quindi sarebbe da chiedere ovviamente allo Stato italiano, che tanto si interessa a noi per ottenere energia, ottenere bonifiche che non sono mai state fatte di nessun genere, benché nel sito della Regione Sardegna si parli continuamente di priorità per quanto riguarda i siti di interesse nazionale sardi. Cercate cosa c'è scritto nel sito della Regione Sardegna per quanto riguarda la questione bonifiche. Voi troverete che priorità è l'interessamento al sito di interesse nazionale, priorità è prendere in considerazione la bonifica di determinati siti, e sono questi indicati: Sulcis, Inglesente, Guspinese, che poi anche nel Guspinese ci sono miniere che sono state lasciate a cielo aperto, insomma c'è un po' di tutto in questa zona, non viene assolutamente mai considerato come un grido d'allarme. Ebbene, nonostante ci sia scritto questo, le zone di interesse nazionale, i siti di interesse nazionale in Sardegna, che lasciano 445.000 ettari da bonificare, solo quelli non considerando le servitù militari, non è mai stato fatto niente. Viene scritto, si ha il coraggio di scriverlo, di decantarlo, ma
si lascia decantare, dico io, nel senso si lascia perdere. Questa è la situazione attuale, è ovviamente una situazione molto grave. Ovviamente noi come comitato nel corso di questi 2 o 3 anni abbiamo fatto moltissime assemblee, le abbiamo fatte in tutto il territorio. Ogni volta che si presentava qualcosa, si presentava un nuovo progetto, facevamo l'assemblea nei territori interessati. Possiamo portare a onor del vero il comune di Sardara come uno dei comuni virtuosi che si sono tanto interessati a questo. Sia il sindaco che la giunta si interessano notevolmente al problema ambientale, sono infatti definiti a livello proprio statale come un comune virtuoso, sono stati premiati. Cercano di ottenere anche, come si dice, delle maggiori riconoscimenti sotto il profilo anche del riciclo, di cui sono anche loro appunto a cui loro sono molto sensibili come problematica. E nonostante Sardara entrasse addirittura in conflitto per il fatto che detengono loro un permesso per lo sfruttamento di acque termominerali, nonostante questo la Toscogea, una società esterna, è riuscita a interagire, a intervenire, a proporre un progetto che entrasse con il progetto denominato Sardara, che sembra quasi una presa in giro, a competere addirittura con un interesse che è di tipo comunitario, che è quello dello sfruttamento di acque a fini salutari addirittura, per tutto il contrario, per ottenere invece qualcosa di cui non si sa quale sarà l'esito. Chiudiamo qua, sì, scusate, mi sono dilungata, ci sarebbero moltissime cose da dire. Comunque, in sostanza, la cosa da fare è informare, interessarsi a queste problematiche, conoscerle bene, portarle ai cittadini e tramite questo avere delle, ovviamente, azioni mirate, unite, senza partito, senza nome di comitato, senza tante altre cose, ma essere cittadini un solo cittadino che con una voce più grossa si faccia avanti e si opponga non per dire no ma per dire sì a qualcosa a cui il nostro territorio è vocato, che sono appunto e sicuramente agricoltura, allevamento, turismo, tantissime altre cose che ovviamente finiranno nel momento in cui il territorio invece è stato rovinato totalmente dall'inquinamento. Grazie. Grazie Daniela. Grazie anche per aver ricordato, ecco, quale può essere il ruolo importante che gioca un partito. Progress Progetto Repubblica per l'appunto cerca di fare questo, informare, sensibilizzare il popolo sardo e poi, come giustamente diceva Daniela Concas, unirci, perché uniti si può sicuramente contrastare al meglio questi progetti di speculazione. Tra l'altro è interessante come anche nell'ultimo intervento che abbiamo ascoltato ancora una volta rientra questo neocentralismo che sta contraddistingue in questi giorni, o meglio scusate, negli ultimi tempi il governo italiano, diciamo un po' più del solito. E la dimostrazione è appunto anche questi iter che dovrebbero essere, come la valutazione di impatto ambientale nel caso di alcuni progetti, che dovrebbero essere in mano a strutture, uffici sardi, che invece vengono quasi usurpati di questo lavoro, ecco. Questo suona piuttosto inquietante, ma noi continuiamo ad impegnarci, siamo sicuri che le buone idee e il buon modo anche di combattere queste speculazioni possa averla meglio. Ora do la parola a Maurizio Onnis, che è il... Ecco, Maurizio, scambiate i ruoli. Maurizio Onnis, portavoce del comitato Fuori dalle Pale di Villanova Forru. Maurizio Onnis ci parlerà di un'altra simpatica situazione che abbiamo in questa regione, cioè abbiamo visto precedentemente i progetti che riguardavano, tanto giustamente ci mettiamo d'accordo, abbiamo visto precedentemente i progetti che riguardano il grande eolico, diciamo, grandi impianti, grandi centrali, però a Villanova Forru invece, quindi non molto distante da qui, da San Gavino Monreale, abbiamo invece un caso piuttosto particolare che attiene a quello che si chiama, viene definito mini eolico. Siamo pronti? Stiamo mettendo la chiavetta. Stiamo preparando i dati. Ecco, quindi dicevo, a Villanova Forru sono successe un po'
varie cose. Diciamo che la notizia, quella più recente, è quella che si è arrivati al sequestro di un impianto costituito da 9 pale. Poi adesso Maurizio Onis entrerà più nel dettaglio. Ne parliamo appunto perché anche questa è la dimostrazione di come, se i cittadini si informano, si impegnano in prima persona, fanno quadrato, anche quando certi scempi hanno già preso corpo, questo non significa che le cose siano così per sempre, all'infinito. Come dice il famoso e vecchio detto, non è finita finché non è finita. Lascio la parola a Maurizio Onis. Vabbè, parliamo di queste pale. Villanova Forro è un paese di 650 abitanti. Chiunque in questo ultimo anno risalga alla 131 da Cagliari verso Oristano può vedere le pale che adesso voi osservate in fotografia sulle colline che da San Luri conducono a Villanova Forro. Io ho passato tanto tempo in continente, sono tornato in Sardegna l'anno scorso in agosto, proprio mentre installavano queste pale. Ne hanno messe in piedi 9, qui se ne vedono 8 tra quelle in primo piano e quelle in secondo piano. Quelle che vedete in primo piano sono sul territorio di San Luri e fanno da cornice alla chiesetta di Sant'Antioco, che si vorrebbe restaurare, tra le altre cose. Quelle in secondo piano sono in territorio di Villanova Forro, sono 4 le prime e altre 4 le seconde, e poi ce n'è una in territorio di Sardara, e quindi sono in tutto 9. Queste 9 pale sono state erette da una società che si chiama ARG Wind, ARG Wind, e che ha delle solide radici in Campania. Mentre la ditta costruttrice è una ditta di San Luri che si chiama Sarcos Wind. Non le sto nominando a caso, è importante nominarle perché il seguito della storia riguarda queste aziende. Vi faccio vedere questo documento, che non è niente di riservato perché è tratto dal sito di questa True Energy. Ve lo faccio vedere perché è l'esemplificazione di come funziona la catena alimentare del capitalismo oggi, ed è il come funziona questa storia sul nostro territorio. In fondo alla catena alimentare di cui vi sto parlando ci sono i contadini di Villanova Forro, del nostro paese. Non è gente molto informata dei fatti, mettiamola in questi termini. Comunque, quando hanno un pezzo di terra che giudicano inutilizzabile, loro cercano di sbolognarlo, non si mettono insieme per usarlo nella maniera migliore possibile, lo vogliono vendere. Quindi ci sono i contadini di Villanova Forro. I contadini di Villanova Forro, attraverso un intermediario, hanno venduto i loro terreni alla Sarcos, che è indicata lì dove adesso c'è il cursore. La Sarcos è di San Luri. Quindi siamo al secondo pesce, un po' più grande del più piccolo, ma non molto grande. La Sarcos ha firmato un accordo con la Gea Energy, indicata lì. Ha firmato un accordo per la realizzazione in Sardegna di 15 impianti, come quelli che abbiamo visto nella fotografia. Questo è un documento che risale a gennaio. Quindi le pale che abbiamo visto prima sono state erette in autunno, estate e autunno dell'anno scorso. Questo documento è di gennaio, quindi la Sarcos di San Luri, che come ditta costruttrice ha messo in piedi le pale dell'Arg Wind, ha deciso poi di mettersi lei stessa nell'affare e ha stipulato un accordo con questa Gea Energy per mettere in piedi a sua volta 15 pale. La Gea Energy, come è scritto lì, è controllata di TE Wind. TE Wind significa True Energy Wind. True Energy Wind è un'azienda grossa del settore che ha sede dove? Ha sede in Lussemburgo. Se voi cercate in internet troverete che i suoi indirizzi sono in Lussemburgo. True Energy Wind, come è scritto in basso, a sua volta fa capo a Iris Fund SICAF SIF, una holding che attraverso le sue controllate opera nella produzione di energia elettrica da fonte mineolica. Iris Fund ha sede in Lussemburgo. E questi sono sempre pesci più grossi uno dell'altro che si inghiottono a vicenda.
In basso infine c'è scritto Iris Fund SICAV-SIF è un fondo di private equity di diritto lussemburghese lanciato da ARC Asset Management. Dove sia ARC Asset Management non lo so, ma ho fatto delle ricerche sulla pagina italiana del sito, sulla filiale italiana del loro sito, dice semplicemente che loro gestiscono soldi, adesso ve lo faccio vedere. Vediamo se riesce ad aprirlo. Sì, sulla pagina, sulla home page di ARC Asset Management si legge: l'assoluta indipendenza di ARC Asset Management da qualsiasi gruppo bancario, assicurativo o finanziario rappresenta la garanzia perché, dice, per inciso, l'azionariato societario è suddiviso tra il management e alcuni azionisti privati. In sostanza, i contadini del mio paese vendono i loro terreni a gente di San Luri che mette in piedi queste pale, non per se stessa, in fondo, perché loro diciamo che guadagnano i soldi che servono per cambiare l'automobile, passare da una Golf a una BMW, visto, ma per gente molto più grossa che ha i capitali dall'altra parte del mondo e che alla fine su questi impianti fa profitti che nell'arco di 15 anni, 20 anni sono di centinaia di migliaia o di milioni di euro addirittura. E questo direi che è il cuore politico di tutta la faccenda alla fine. Andiamo avanti, vediamo come si svolge tutta questa cosa. Sarcos Wind, quindi di San Luri, stipula il suo accordo, mette in moto tutte le autorizzazioni, le richieste di autorizzazioni che servono. Siccome stiamo parlando di pale eoliche con una potenza installata di 59,9 kV, stiamo parlando di impianti che non hanno bisogno di andare al via. La regione Sardegna li classifica come mini eolico. In realtà un vero impianto mini eolico, quelli che devono essere utilizzati per le aziende agricole, hanno una potenza molto minore, un decimo o anche meno dei 60 kV. Questi sono impianti industriali, ma non devono andare a valutazione ambientale. Quindi tutte le richieste di permesso si basano sostanzialmente sull'autocertificazione. Chi le vuole mettere in piedi dice di essere un imprenditore agricolo, ad esempio, e nessuno controlla che lo sia veramente. Quindi mette in piedi delle pale come quelle che vi ho fatto vedere prima, sotto le quali non c'è nessuna azienda agricola, che producono energia elettrica che non viene utilizzata per nessuna azienda di allevamento, zootecnia, coltivazione, niente. E gli uffici competenti si fanno garanti di questo. Se vedete la lista degli uffici ai quali viene inviata la comunicazione dal SUAP, cioè l'ufficio tecnico che poi dice sì sostanzialmente all'installazione di queste pale, c'è di tutto, dai comuni coinvolti all'ARPAS, la stessa regione, il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, perché sono coinvolte le sovrintendenze, e infine l'azienda che vuole fare questo lavoro, in questo caso la Sarcos Wind. Visto ciò che è successo dopo, ci sarebbe veramente da chiedersi come mai nessuno tra tutti questi qui, compresi gli uffici tecnici, si sia mai accorto che le cose non erano regolari. Come sia possibile? Noi in tutti questi mesi abbiamo sempre chiesto a tutti questi, dagli uffici tecnici agli amministratori locali, siamo andati anche in regione, come fosse possibile che si costruissero queste pale, ad esempio senza la presenza delle aziende agricole. Tutti ci hanno detto che era tutto in regola, sempre. Dal livello più basso i nostri amministratori comunali, al livello più alto gli assessorati regionali. Vabbè, sta di fatto che è arrivato il 3 di maggio, il 3 di maggio si è presentata la forestale a Villanova Forru e ha messo sotto sequestro le 9 pale che vi ho fatto vedere in fotografia prima. Con quali accuse, con quali imputazioni, con quali pretesti? Anche queste non sono notizie riservate perché sono notizie di stampa. Qui questo è un articoletto dell'Unione Sarda del 4 di maggio dove si mette in evidenza che
Queste ditte hanno acquistato porzioni di terreno minuscole nell'ordine di 200 metri quadrati, sufficienti a installare la pala eolica, ma decisamente pochi per mettere in piedi anche un'azienda agricola, che infatti non c'è. Per coincidenza, il giorno dopo il sequestro noi avevamo in programma una marcia verso quelle pale, marcia che si è svolta, una grande festa, è stata sostanzialmente perché il giorno prima la forestale ci aveva liberato di questa marcia, alla quale hanno presenziato naturalmente tutti gli amministratori locali che dicevano che le cose erano in regola, sia del nostro comune che dei comuni vicini. 20 giorni dopo le pale sono state dissequestrate. Sono state dissequestrate per un vizio procedurale all'atto del sequestro. Sono passati altri mesi, siamo arrivati all'inizio di novembre. Ricordatevi quel foglio che vi ho fatto vedere prima, l'accordo di gennaio tra la True Energy Wind e Sarcos Wind. All'inizio di novembre sono spuntate altre pale nel nostro territorio e questa volta, anziché essere raggruppate 4-4 come quelle che abbiamo visto prima, le hanno disseminate in giro. Una di queste è questa qua. Questa è in piedi all'altezza dell'ultima curva che sulla strada provinciale porta dalla 131 a Villanova Foro, tanto che chi arriva lì non può più equivocare. Villanova Foro non è più il paese del nuraghe di Gianna Maria, è il paese di questa pala che è diventata veramente la cartolina locale. Questa è stata messa in piedi nella prima decade di novembre. Ne hanno messe in piedi altre 4 e a questo punto erano 13. Poi che cosa è successo? È successo che nella settimana che va dal 23 al 30 novembre è tornata la forestale. Il 25, che era un martedì, hanno sequestrato questa, costruita neanche una settimana prima, sigilli, nastri bianchi e rossi, impossibilità di passare. Lì sotto tra l'altro c'è un oliveto molto florido. E il sabato 29 sono arrivati di nuovo, è arrivata la forestale in forza e ha sequestrato le 9 che già aveva sequestrato il 3 maggio. Questa volta hanno fatto le cose meglio, anziché agire da autorità come il 3 maggio, la forestale si è fatta vidimare i suoi fogli dall'autorità, cioè dai magistrati, ed è molto poco probabile che questa volta il sequestro finisca come l'altra volta. Questa volta dovrebbe tenere. Morale di tutta questa storia. Sì, concludiamo. La morale di tutta questa storia è terribile, perché intanto bisogna ricordare che non ci sarebbe nessuna di queste pale se i proprietari dei terreni non avessero venduto i loro terreni, e quindi questa roba poggia sempre sul pesce più piccolo della catena alimentare di cui stavo parlando prima. Sono i proprietari che vendono la loro terra e su questa terra vengono erette le pale. Terribile per questo, terribile anche perché quel sabato lì che è arrivata la forestale, per coincidenza l'Unione Sarda ha pubblicato l'annuncio dell'asta giudiziaria nella quale viene venduto uno degli alberghi di Villanova Forum. A Villanova Forum c'è un'eccedenza di posti letto straordinaria. I 3 alberghi di Villanova Forum chiudono tutti da prima dell'estate ad oggi. I primi 2 hanno chiuso prima dell'estate, il terzo sta andando in asta giudiziaria adesso. Anche uno dei 2 bed and breakfast è in vendita. E quindi abbiamo sostanzialmente un paese che viene espropriato del proprio destino, da un lato dagli speculatori, con il concorso di chi vive nel paese stesso, dall'altro dal fallimento di un modello di sviluppo economico che si è rivelato completamente sbagliato. Bisogna parlare con le persone, creare coscienza. Se non facciamo questo lavoro non ne usciremo mai. Grazie, ringraziamo Maurizio Onnis per questo intervento. Ecco, secondo me il finale dell'intervento di Maurizio Onnis è perfetto per lanciare il dibattito, o meglio, nel suo intervento ha toccato vari aspetti, non ultimo il fatto che noi sardi abbiamo certamente anche le nostre responsabilità su questo stato di cose, ecco, quindi l'importante è anche non far passare il messaggio che è sempre tutta colpa del cattivo, è sempre tutta colpa di chi viene oltremare. Come ricordava anche prima Antonio Meloni, ci sono gli investitori che vogliono speculare e invece poi c'è la possibilità di attrarre investimenti invece seri. Allora,
Dunque, se avete domande, volete fare degli interventi, ovviamente per il possibile pertinenti, se volete fare qualche osservazione, prego, questo è il vostro momento. Ovviamente ogni volta che c'è la cosa c'è Carlo un attimo in silenzio, l'imbarazzo, e fate imbarazzare il moderatore. Qui c'è tanta gente dei comitati, qualcuno Ecco. può fare delle Certo. osservazioni. Sì, può Aggiungere qualcosa. integrare, ecco, esatto, raccontare anche, insomma, anche qualche aneddoto, insomma, qualche cosa, esperienza. qualche esperienza, ecco, sì, non siate timidi perché siamo qui per voi. Vado io, vado tu. Ok, si avvicini per favore. Anzi, è un giovane, quindi possiamo vedere. Salve, sono Francesco. Qui vicino, voce un pochino alta, così. Nato qua. Dato- Sono Francesco, sono di Guspini. Mi ha sempre incuriosito la questione delle amministrazioni comunali, qual è il loro ruolo? Nel senso che, ok, ci sono anche i proprietari terrieri che vendono i loro terreni, però l'amministrazione deve dare anche l'autorizzazione a costruire certe cose e a rendere un suolo da una tipologia a un'altra. Quindi è vero che anche le amministrazioni possono bloccarlo un progetto se effettivamente non corrisponde alle esigenze del territorio, giusto? Mhm. Dipende da che progetto, Certo. di quale progetto stiamo Un parlando. progetto per esempio di mini eolico. Mini eolico no. Vorrei dire un paio di cose. Aspetta, La quindi domanda quella- era questa. quella sì, domanda, a sì, riguardo. quindi Sugli enti capire, locali. oh, Sì, sì. perfetto, il ruolo degli enti locali, grazie. Allora, il ruolo degli enti locali, in particolare di un ente come il comune, è veramente ristretto, Sì. nel senso che loro hanno, soprattutto in pratiche di questo tipo, quindi stiamo parlando di pratiche SUAP, di pratiche piuttosto semplificate per impianti di piccola taglia, hanno il ruolo semplicemente di verificare che vengano rispettate tutta una serie di condizioni. Ci è stato appena esposto un caso in cui tutte queste condizioni non sono state rispettate, per esempio, e quindi magari lì ci sono proprio delle colpe e va bene, ma se un progetto viene presentato in maniera corretta, un'amministrazione comunale non ha alcuna possibilità di proporre un diniego di tipo politico, come sarebbe quello di dire no, per me questo territorio non è adeguato per questa tipologia di intervento. Quello è un qualcosa che può essere fatto in una certa misura a livello di Regione Autonoma della Sardegna e purtroppo per la maggior parte dallo Stato italiano, che fra l'altro, come stiamo vedendo, come abbiamo visto per la questione di chi deve gestire le valutazioni di impatto ambientale, sta cercando di tornare a centralizzare completamente la possibilità di scelte politiche. Quindi in realtà il comune può fare relativamente poco. Quello che dovrebbe fare, e che è gravissimo che non faccia, è che non verifichi neanche il minimo indispensabile. Bene. Volete aggiungere qualcosa su Ma, questo, Maurizio? Una cosa Beh. anche. Dai, Ah sì, prego. prima Laura. Si avvicina. Vieni, si va. avvicina. No, è che si sente, ci stanno seguendo anche a casa sul sito progress.net. Quindi vicino qui. Mi riallaccio, va bene. Da questa parte. Ecco. Vabbè, dai, Il microfono è qua. il bello della Mi diretta. riallaccio- no, mi riallaccio proprio a questo punto. Allora, in parte è giusto questo che è stato detto, che i comuni non possono, tra virgolette, perché i comuni possono a monte, cioè nella pianificazione comunale, tanti comuni hanno già deciso quali sono le aree agricole, quali sono le aree invece da destinare a uso industriale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi hanno già messo in atto una pianificazione a monte. È vero che che il mini eolico viene autorizzato mediante SUAP ed è vero che se tutto quanto è regolare il procedimento va in porto ed è giusto che ci vada perché le leggi lo permettono. Però dov'è che qui diciamo crolla il castello di carte, dove diciamo che il comune non fa la sua parte nel controllo di queste pratiche, giusto? Quindi nel controllo delle pratiche è il comune che ha il dovere di controllare, cioè gli uffici SUAP poi di fatto sono uffici che fanno capo al comune, devono verificare che tutta l'istruttoria sia giusta, corretta, quindi devono andare anche a controllare che i titoli
che Caio Sempronio attestano siano veritieri. Quindi qui torniamo a dire che il comune ha tutti i poteri che vuole, semplicemente Non li mettere in applica. atto. Chiudo qui, era giusto questa Grazie, cosa per... grazie. Ma io posso aggiungere che per quanto riguarda il mine eolico, come dicevo prima, molto si basa sull'autocertificazione. Noi sappiamo che quelle pale sono state comprate e vi è stata effettivamente dichiarazione che chi le comprava era imprenditore agricolo. Quindi dal punto di vista formale è probabile che i documenti fossero in regola, è probabile. Gli accertamenti che poi riguardano il campo penale, che sono stati fatti successivamente, forse non competono alle amministrazioni, almeno a questo livello, o comunque questo è ciò che dicono loro. Io volevo aggiungere un'altra cosa, per spezzare una lancia a favore delle amministrazioni e soprattutto degli uffici tecnici. C'è anche da dire che spesso l'ufficio tecnico, che tante volte nei nostri paesi che sono spesso piccoli e l'ufficio tecnico si compone magari di un geometra, di un ingegnere, uno, che dovrebbe essere una persona onnisciente che sa tutto di qualsiasi cosa che può capitargli sulla testa, si trova a dover anche combattere con qualcosa di molto più grande di lui. E infatti per questo come partito politico e come coalizione abbiamo proposto alle scorse elezioni come parte del nostro programma, c'era anche il fatto che sarebbe necessario che la regione autonoma della Sardegna, che ha gli strumenti, le potenzialità e le competenze per farlo, fornisse anche un supporto tecnico agli uffici tecnici dei nostri paesi, perché non siano in balia di quello che viene loro raccontato in una determinata maniera dallo speculatore di turno. Perché sì, è vero che tante volte c'è incuranza, è vero che tante volte può anche esserci connivenza, però c'è anche un problema di una legislazione, come stavamo dicendo prima, in continua evoluzione e che umanamente non è possibile controllare da parte di un essere umano solo. Penso che anche questo vada messo in evidenza. Volevo aggiungere una piccola cosa sulla scorta di un'esperienza che ho vissuto l'anno scorso con quelli della Saras per il progetto DIGIA, quello che dicevo poc'anzi, alla conferenza dei servizi. C'era Saras, c'erano i rappresentanti dei comuni interessati per questo progetto. Ovviamente potevano essere sindaci, rappresentanti della giunta, comunque i comuni dovevano essere presenti, i comitati non ci sarebbero dovuti essere, siamo riusciti a entrare, comunque a prescindere da questo ho potuto vedere la situazione. Di fatto è vero quello che stava dicendo Antonio, cioè molto spesso non sono né supportati né sanno bene neanche dove devono andare, tra virgolette, a frugare tra le carte. Nel senso che non sapevano assolutamente alcuni di loro nemmeno prima di essere convocati che il comune era interessato da un certo tipo di progetto. Qualcuno sapeva a metà le cose e qualcuno aveva ovviamente il solito atteggiamento reverenzialistico nei confronti della Saras, che era là, che per fare ovviamente, perché poi ovviamente condivano le cose, ti facevano capire che il comune avrebbe avuto dei riscontri dopo che sarebbe stata fatta il coso di ricerca, eccetera, eccetera. Allora, la disinformazione secondo me è a capo di tutto, anche per quanto riguarda gli enti locali, sono comunque persone molto spesso che, ripeto, non sanno dove andare a pescare le informazioni. Molti di loro, e non erano pochi, perché comunque i comuni erano diversi, interessati, hanno detto sì, e questo sì è stato dato sulla scorta di un non sapere. Alcuni di loro addirittura stavano scagliandosi contro l'unico comune che ha detto no, e l'ha detto, ed era il comune di Serramanna, il rappresentante del comune di Serramanna ha detto no, perché loro hanno un certo numero di pozzi artesiani nel paese che utilizzano per l'acqua potabile, per le coltivazioni eccetera, e riteneva importante questo aspetto. Gli altri, che non ritenevano assolutamente importante la funzione del territorio e quant'altro, dicevano delle cose che facevano rizzare i capelli, tipo ma tanto noi cosa ce ne facciamo, ma tanto il terreno qui vicino non lo stiamo utilizzando, ma tanto questi erano i discorsi che non si permetteva di fare neanche un comune cittadino. Quello che io dico è, devono essere informati e istruiti. Con istruito intendo sapere dove andare a pescare le informazioni, leggerle bene, studiare i progetti. Quindi farlo con competenza. Questa è una cosa che secondo me nei comuni ed è una cosa prioritaria, perché i sì e no detti così a caso portano alle conseguenze che portano. E difatti la Saras adesso potrà ripescare tutte queste notizie e andare a rivedere secondo loro soltanto queste informazioni di cui erano già in possesso. Comunque
Questo di fatto è quello che è successo. Bene, ci sono altre domande? Più che una domanda io vi vorrei Si avvicina forse c'è così anche chi una ci sta seguendo riflessione che online. mi ha suggerito, sono Sebastiano Trincas, una riflessione Sì, qua. sto vicino a te. Una riflessione che mi ha suggerito il pensiero Golf BMW. Noi conosciamo abbastanza bene quali sono i tipi di problemi che devono affrontare le amministrazioni, le problematiche tecniche, strettamente tecniche. La mia riflessione si basa su questo. Sino a che punto si possono affrontare colossi di questo tipo, che hanno esattamente conoscenza di quello che è la problematica, di quelli che sono i loro obiettivi, se non si ha una coscienza sul territorio basato sulle persone. Se non si crea la coscienza nelle persone, che quello che stanno andando a fare sull'immediato gli dà un vantaggio, ma distrugge il futuro delle future generazioni. Se non si fa un lavoro di questo tipo, sino a che punto ha senso parlare di battaglie tecniche? Nel senso, noi sappiamo benissimo che comunque queste multinazionali o comunque queste grosse società possono basarsi e hanno alle spalle grossi consulenti, grossi uffici di consulenza, hanno alle spalle la capacità di sostenere anche nel lungo periodo battaglie a livello giudiziario. Però non hanno la capacità, secondo me, di sostenere la battaglia con le popolazioni. Se la popolazione è cosciente, se la popolazione è informata, se la popolazione è in grado di fare la battaglia e di sostenere gli amministratori che vogliono fare queste battaglie, può diventare tutto più semplice? Questa è la riflessione. Grazie. Grazie. Chi vuole intervenire? La responsabilità è un discorso più complicato, cioè uno si aspetterebbe dai propri amministratori, soprattutto a livello regionale, un ruolo di sentinelle che in realtà poi non viene svolto. I nostri politici in regione a Cagliari dovrebbero essere l'avanguardia della coscienza della popolazione riguardo a questa cosa, invece non lo è. In regione in quest'anno hanno manifestato un atteggiamento schizofrenico che rende impossibile capire qual è la loro vera tendenza. Sono stati capaci di bocciare, tanto per stare a questo territorio, il progetto Asia per il comune di Sardara, che è un grande progetto eolico, ma magari sono capaci di fare ricorso al Consiglio di Stato contro il TAR per la questione di Arbolia. Sono capaci di creare una nuova centrale a carbone dove prima stava l'Euroallumina, contraddittoriamente fanno tutte queste cose qui. A livello, e quindi se non sono loro a dare coscienza prima di tutto, a dare un indirizzo, una direzione, a dire alla gente guardate che dobbiamo andare lì con un nuovo piano energetico, ad esempio come abbiamo detto prima, non se ne esce. A livello locale secondo me è molto più semplice in un certo senso, cioè ci sono quelli più furbi che ritengono di poter fare i soldi, anche tra gli amministratori che ritengono di poter fare i soldi e di guadagnarsi la loro piccola fetta di potere con queste cose qui. E quindi speculano senza fatica sull'ignoranza della gente. È grande ignoranza, ma è così. Prego, Daniele. Allora, c'è un'altra questione secondo me che è quella della funzione dello Stato italiano che tende a destrutturare, con tutte le leggi che stanno passando tra le quali lo sblocca Italia, la funzione degli enti locali. Già con l'articolo 5 della Costituzione che garantiva agli enti locali di avere una certa autonomia eccetera, tolto quello, già una grossa fetta di questa centralizzazione stava avvenendo, ma adesso è proprio molto chiaro che cosa vuole essere fatto a livello centrale, centralizzare, né più né meno. Quindi l'ente locale già si sente indebolito, pensa di avere meno poteri di quelli che ha, in effetti. Quindi cosa succede? Se poi il cittadino non supporta l'ente locale, perché sta arrivando anche questo ormai, ovvero il cittadino sta pensando alla propria crisi personale, dico io, ovvero la crisi della famiglia, del lavoro, del tuo futuro che verrà, perché ti stanno mettendo in testa, questo è il concetto, che il tuo futuro sarà difficile e il tuo presente lo è ancora di più. Quindi cosa succede? Che ci si sente soli, solo il cittadino e solo l'ente locale, e due solitudini fanno una separazione e quindi nessuno dei due agisce. Di fatto l'ente locale cosa fa? Un po' s'accoda, un po' lascia che sia, e quindi le cose alla fine vanno un po' avanti da sole, per inerzia dico io. Prova ne sia quello che è successo, ripeto, con quello che ho visto con i miei occhi da parte degli enti locali per la questione del progetto IGIA, ma è solo un esempio, perché poi tu nelle assemblee vedi
Chi sono quelli degli enti locali che vengono a sentire quello che dovrebbero sentire? Anche quelli a livello regionale. Da poco c'è stato un altro evento culturale ambientale, anche di un certo livello, discreto, dove erano stati invitati uno per uno i rappresentanti della regione Sardegna. Non ce n'era mezzo, non uno, mezzo. Non ce n'era mezzo, ma neanche, anzi ce n'era uno, bugia, che è venuto la sera. Era un evento che si divideva tra mattina e sera. Basta, nient'altro. È venuto la sera perché comunque stava di là. La verità è quella. Gli altri che stavano là la mattina non c'erano, nessuno. Questo cosa significa? Che non tanto non interessa interagire, perché interagire porta a un confronto. Se ti confronti, saltano fuori tutte le magagne, salta fuori che cosa tu realmente vuoi fare. Me lo dici cosa vuoi fare? Non che me lo dichiari in un sito, perché il sito della Regione Sardegna, andatelo a vedere, è bellissimo. Si parla di bonifiche, si parla di un progetto, ripeto, l'ho detto prima, per i SIN. Ci sono una marea di cose, suolo, aria, acqua, vanno tutelati, tante belle cose. Poi per l'ambiente, in fin dei conti, chi c'è? Dove? Anche i comitati vengono lasciati da parte, cioè sulla scorta di un Renzi che viene a parlare di comitatini, di prendere il petrolio dalla Basilicata, dalla Sicilia, cioè sono discorsi, come dice Maurizio, schizofrenici, cioè parlano di cose, di contesti che non sembrano nemmeno nostri, ti fanno sentire estraneo alla tua comunità, alla tua terra, e quindi sulla scorta di questo si va avanti con una sorta di inerzia delle popolazioni, una sorta di follia degli enti locali, degli enti regionali. È tutto così, cioè nel senso è difficile inserirsi a creare una coscienza, perché te la destrutturano prima, nel frattempo e anche dopo. Io penso sia questo, cioè il cardine probabilmente è questo, la destrutturazione mentre tu strutturi da una parte, dall'altra, mentre io metto l'altro toglie. Io dico una cosa che tu puoi vedere coi tuoi occhi, ma nel frattempo arriva quella a darti una notizia che sembra più calibrata, più grossa, perché te la dice lo Stato italiano, invece di Stato italiano, invece di Ministero dell'Ambiente, che ti dirà no, lì lo faccio perché, no, lì al mare non lo faccio perché sta nella zona area marina protetta, come è successo per la Schlumberger che voleva operare offshore in Sardegna, sempre con le trivellazioni. È stato detto no sulla scorta di questo, perché c'è un'area marina protetta. Ma poteva dire sì, e chi si opponeva a questo sì? Alla fin fine sono sempre loro che prendono, tolgono, e tu ti senti un po' in balia di decisioni. Ti puoi opporre, lo puoi fare, lo sai, ma serve una grande energia, e questa energia molti non sono disposti a metterla, non sono disposti a metterla, e questa secondo me è una cosa che possiamo tastare ogni giorno. Dunque, grazie Daniela. Chiedo, abbiamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora di tempo a disposizione? Sì? Allora, andiamo avanti quindi col dibattito, anche perché siamo andati oltre ci stiamo avvicinando alle 2 ore in programma. Qualche altra domanda da parte vostra? Sì, prego. Bello che all'imbarazzo generale stia seguendo invece un dibattito vivace. Sono il fisiocomunque. Volevo mi ha dato dei suggerimenti Maurizio alla fine. Ha detto a Villanova Si avvicini un po' più. Sì, grazie. A Villanova Furlo c'è un progetto economico che è fallito, 3 alberghi che stanno chiudendo o che sono chiusi, quindi quel progetto di sviluppo economico, turistico, eccetera, sta fallendo, l'agricoltura ugualmente. Si parla appunto di combattere le paleoliche, perché in Sardegna ci può essere uno sviluppo agricolo, ci può essere uno sviluppo turistico, uno sviluppo agroalimentare, eccetera, però sono solo parole. Dietro non c'è niente, non ci sono progetti, non ci sono proposte. Non si sa qual è il ruolo che ha, che cosa deve produrre Villanova Furlo, che cosa deve produrre San Gavino, Villa Ciro, in che direzione andare. Non c'è assistenza tecnica, non ci sono progetti da parte della regione reali, c'è solo confusione da quel punto di vista. I comuni per esempio dovrebbero avere un grande ruolo nel proporre, nell'indirizzare il tipo di economia, no? Quindi avere degli uffici tecnici, degli uffici agricoli, degli uffici per fare proposte per sviluppare il proprio territorio, invece non c'è niente. Allora, in una crisi così, 5.000 euro per una pala, in qualche famiglia è una manna dal cielo, no?
Allora noi secondo me dobbiamo sì combattere queste imprese che vogliono insomma, devastare il territorio con tutti questi impianti, però bisogna anche cominciare a chiamare i territori a fare dei progetti per il proprio paese e dire ecco, qui si può fare dell'altro, però in modo concreto, in modo molto concreto, ogni paese, e quindi in questo modo vedere anche la contraddizione, cioè, ma se qui facciamo le pale poi non possiamo fare questo progetto. E allora chiamare i territori non solo a combattere le pale eoliche, ma chiamarli anche, ma in questo paese che cosa dobbiamo fare? Come si può creare sviluppo per i giovani, come si può impedire l'immigrazione? Diciamo che bisogna forse anche cominciare a girare l'ostacolo e cercare di combatterlo anche in un altro modo, cercando di capire che cosa devono fare i nostri territori. Bene. Ma Immagino che per quanto riguarda lo spunto sia la questione dei quattrini, io posso testimoniare che nel nostro paese, lo sappiamo perché in un paese di 650 abitanti fare i conti in tasca alla gente è molto semplice, di tutti quelli che hanno venduto la terra solo un paio avevano realmente bisogno di denaro, gli altri non ne avevano bisogno, non ce l'hanno, hanno venduto perché sì, perché volevano vendere. Come comitato abbiamo cercato questa primavera di mettere in piedi un gruppo di persone che in paese cercasse di progettare un uso condiviso del terreno in modo che non lo si considerasse perso e se ne potesse ipotizzare appunto un utilizzo redditizio che impedisse alla gente, che permettesse di pensare a una cosa alternativa alla vendita, ma non siamo stati sostenuti abbastanza dall'amministrazione ed è finito niente. Villanova Forro, io l'ho detto, ci sono tornato sono lì da un anno. Quel che vedo ad esempio è che si producono decine di migliaia di litri di vino, ma non si riesce a mettere insieme questa gente per produrre una sola etichetta, ad esempio. Io non lo so che cosa c'hanno. Non lo so, c'è qualche cosa che gli impedisce comunque di lavorare assieme e quelli che hanno i terreni magari li vendono solo per fare dispetto agli altri. Comunque è vero quello che dici, bisogna anche prenderla dall'altra parte, però questi sono comitati ambientalisti, noi non siamo dentro un'amministrazione ancora. Non abbiamo né gli strumenti né la possibilità reale, le forze per fare della progettazione politica. L'amministrazione del nostro paese alla prima conferenza dei servizi, quella durante la quale fu approvata la costruzione delle 8 pale che vi ho mostrato prima, delle 9 pale che vi ho mostrato prima, non c'è andata. Che cosa si può fare? Sì. Antonio, volevi dire? Noi come organizzazione politica questa sfida la raccogliamo, proviamo a raccoglierla, cerchiamo di lavorare in questo senso, nel senso di proporre delle cose realizzabili. I nostri iscritti che fanno parte di amministrazioni pubbliche stanno cercando di dare queste risposte. Ovviamente non sono risposte che possono uscire da un cilindro, non sono cose semplici, però nel nostro piccolo ci proviamo. Ci proviamo anche in campo energetico, le nostre proposte non sono semplicemente combattere questo o quell'intervento di speculazione, ma cercare di fare in modo che ad assumere il protagonismo sia la Sardegna, siano i sardi. Infatti noi non pensiamo che l'eolico in sé sia un problema, è un problema come viene proposto. Se invece fossero le amministrazioni pubbliche a realizzare impianti eolici di taglia adeguata nei posti giusti, facendo quindi il reddito per la comunità, questo non sarebbe mica un problema, anzi sarebbe un vantaggio. Cioè ci sono possibilità, è possibile svendere il territorio di Villanova Forro in questa maniera ad un'azienda che ovviamente non ha nessun interesse per il territorio, oppure è possibile che un comune che ha una ventosità di un certo tipo decida di fare un investimento che poi ritorni utile per poter investire ulteriormente sul territorio i soldi che vengono da lì. Ci sono tante possibilità. Ovviamente noi questa sfida la dobbiamo raccogliere perché, come stavamo dicendo, giustamente un comitato ambientalista deve fare il comitato ambientalista. Noi che siamo un partito dobbiamo fare il partito e proporre. Bene.
L'unica cosa buona di tutta questa faccenda è che se l'inchiesta arriva in porto e le pale vengono effettivamente bloccate, prima di ordinarne la dismissione, la magistratura chiederà al comune se se ne vuole fare carico. E allora vedremo di che pasta è fatta l'amministrazione comunale di questo paese, perché dovrà decidere se fare un progetto che coinvolga tutta la cittadinanza, allo scopo di utilizzare le pale che stanno lì in piedi adesso per fornire energia al territorio. Vedremo che cosa ne uscirà. Altre domande? Sì, certo, prego. Se non ti alzavi ti chiamo a voi. Antonio Moscas, e sono di Villa Cisa. Perché ti dici la mano? Sappiamo che Stai facendo il piano di Tra inquadrature, comitati, tra Maurizio, comitati. il piano di inquadrature. io credo che i problemi siano a differenti livelli. Riguardino le popolazioni e riguardano le singole amministrazioni, a partire da quelle comunali fino a quella, la nostra amministrazione regionale e poi il governo nazionale. Intanto diciamo che c'è stato un atteggiamento nel corso di tutti questi anni che ha consentito di non condannare più quello che è l'accaparramento di capitale, perché alla fine dei conti una persona che si arricchisce non importa più di tanto come lo fa, cioè diventa tra l'altro un elemento di riferimento per tutti quanti, no? Un modello da seguire. Questo è nella nostra società attuale ormai è scientificamente dimostrato che questo dà il via libera agli speculatori senza nessun freno. Poi chi ha potere economico in grado di comprare, di offrire opportunità, chi sta più sotto, fino all'ultimo della catena. La nostra amministrazione regionale, per quanto riguarda il proprio compito, non si è opposta minimamente né allo sblocco Italia e neanche alla destinazione Italia, non ha fatto niente. Il fatto che ci siano delle leggi non vuol dire che noi siamo tenuti a non combatterle quando queste leggi sono inique e vanno contro quella che è l'interesse della collettività. Stesso discorso per le amministrazioni comunali. Le amministrazioni comunali possono portare avanti le battaglie politiche. A me non mi interessa cosa dice a un certo punto lo studio tecnico, l'ufficio tecnico comunale. Non mi interessa che una società stia rispettando la legge, se la legge è quella che gli consente di andare contro l'interesse della collettività. Quindi diciamo, facciamo adesso, chiudiamo. Sì, il sunto è questo, sì, che le battaglie vanno portate avanti, le leggi le abbiamo fatte noi, cioè noi come comunità, e quelle leggi se non ci vanno bene le dobbiamo cambiare. Quindi i comitati è chiaro che non hanno, io faccio anche parte di un comitato, sto dentro la rete comitati, il compito del comitato non è quello di proporre un progetto, anche se poi lo fanno, perché voglio dire, nel manifesto del comitato c'è anche un'idea di comunità. Il compito sta alla politica, la politica deve svolgere questo compito, però bisogna andare ormai a scardinare alcuni elementi che sono diventati, sono accettati da tutti quanti, e si continua a cercare di trovare un problema dentro un sistema malato. Questa è la realtà delle cose. Il bene della collettività è il bene di tutti quanti, ma non solo dei sardi, perché quando si parla di governo centrale non dimentichiamoci che ad approvare queste leggi sono stati i nostri parlamentari sardi, cioè c'erano anche loro in mezzo, nel senso che chi arriva in un territorio che deve essere colonizzato compra anche diciamo i pezzi forti di quel territorio, perché poi sono quelli che devono fare aprire la strada, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Io credo che le battaglie debbano contro le multinazionali, ci si debba confrontare a livello multinazionale, quindi anche incominciare a pensare a livello di comunità europea, fare rete, perché un gruppo grosso che ha potere economico, ha potere di intervenire su una legge, addirittura su una comunità europea,
non può essere combattuto semplicemente a Villanova Forro. Bene, Grazie. grazie. Antonio, volete aggiungere qualcosa voi? Daniela? Se Gabriele chiude la telecamera aggiungo qualcosa. No, noi siamo contrari alla censura, quindi prego. No. Maurizio scatta. Si autocensura. Mi autocensuro, quando spegne la telecamera aggiungo qualcosa. Daniela? No, io approvo proprio totalmente quello che dice Antonio. È vero che è così, nel senso che il compito dei comitati non è sicuramente proporre un progetto raffinato nel minimo dettaglio, eccetera. Ci può essere un'idea, però la battaglia va comunque portata avanti, proprio perché ci sono delle cose che non ci stanno bene. Lo sblocca Italia è l'esempio, uno su tutti, di una cosa che non sta bene non soltanto a noi come Sardegna, ma non sta bene a tante altre regioni d'Italia. Quindi a un certo punto è giusto mandare avanti delle lotte, è giusto unirsi. In Sardegna lo stiamo facendo tra comitati con la rete dei comitati, a livello del geotermico c'è una rete nazionale, quindi a un certo punto è giusto unirsi e creare le cose un po' come devono essere fatte. Bene, dunque, ringraziando l'Hotel Crocus per l'ospitalità e voi per aver partecipato, io volevo volevo che ci concentrassimo in questi ultimi 2 minuti su un passo, delle parole importanti che ci teniamo a leggervi. Qualche volta, anche se il vento tace, anche se il bosco è immobile, un tremore arcano agita il cuore di un'elce e si propaga e corre per un tratto del bosco. Le foglie non tremano, eppure gli alberi sussurrano. Pare una preghiera, un coro, una voce misteriosa e spesso anche una protesta o una maldicenza sussurrata da una fila d'alberi contro i compagni che a loro volta tacciono e pare che ascoltino. Predu Maria conosceva tutte le voci, gli avvertimenti, le insidie della natura. Da bambino aveva passato notti e notti in campagna e ancora, come in quel tempo, la solitudine era per lui piena di fantasmi. Egli aveva paura, non degli uomini, ma delle forze occulte della natura e dei mezzi arcani di cui può disporre la divinità offesa per castigare i peccati degli uomini. Questo è Il nostro padrone, romanzo del 1910 scritto da Grazia Deledda. Nella nostra proposta, noi prima abbiamo parlato e anche questa sera è venuta fuori questo concetto, cioè quello di portare rispetto al nostro paesaggio, al nostro ambiente, quindi alla nostra salute, alla biodiversità, al patrimonio storico-culturale della Sardegna. Ora, il protagonista di questo romanzo, Predu Maria, conosce bene la natura, ad un certo punto si trova nella disperazione più totale e deve scegliere, continuare a rispettarla o fare il gioco degli speculatori. Predu Maria farà il gioco degli speculatori e questo gli costerà indicibili tormenti. Ma, anche riprendendo l'ultimo intervento, che cosa ci dice anche questo testo di Grazia Deledda? Che cosa interroga? Interroga la nostra coscienza politica. Noi sardi, quanto siamo consapevoli del tesoro che ci è stato dato e quanto siamo consapevoli del compito che ci aspetta nel tramandarlo. Siamo pronti ad informarci, ad approfondire, ad impegnarci in prima persona, in difesa, per tutelare, per dimostrare concretamente che portiamo rispetto alle nostre ricchezze, alle ricchezze della nazione sarda? Siamo pronti? Sì, noi siamo convinti di essere pronti. Grazie a Sasibiri Melius. Hai spento il microfono, Gabriele. Grazie. Vorrei dire una cosa.